Si chiama Da Vinci e si merita il plauso anche del presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. È un robot chirurgico di altissima tecnologia costato 5 milioni di euro tra acquisto e gestione nel prossimo lustro, in parte finanziati con i fondi per i comuni confinanti. Da Vinci migliorerà in maniera significativa la qualità degli interventi che verranno eseguiti nell'ospedale di Feltre. Ormai il robot Da Vinci, la tecnologia robotica è presente in quasi tutti gli ospedali del Veneto e non solo. È una tecnologia di cui non si può più fare a meno assolutamente per i vantaggi che appunto porta soprattutto alla persona e quindi dà quel quid in più alla realtà ospedaliera che ha al suo interno questa tecnologia. Tutte le operazioni cui verrà dedicato, dalla gastroenterologia all'oncologia, potranno ora contare sulla maggiore precisione offerta dal nuovo mezzo messo a disposizione dei chirurghi. Vuol dire sicurezza, vuol dire possibilità di fare interventi che sono particolarmente complicati, migliorare la qualità del decorso post-operatorio dei pazienti e quindi un miglioramento complessivo per tutta la chirurgia. L'importante è la qualità dell'intervento. È un intervento sicuramente più preciso, soprattutto in alcuni settori delicati. Nel mio caso urologia vuol dire prostatitomia radicale, vuol dire risparmiare magari le fibre per la continenza urinaria, le fibre responsabili poi dell'erezione. Vuol dire assicurare al paziente un intervento di qualità sicuramente superiore. Con il Da Vinci sono già stati eseguiti 33 interventi e 7 sono le equip che sono state formate per utilizzarlo. Ad ospitarlo il blocco chirurgico inaugurato il 17 settembre 2020, forte di 7 sale operatorie in cui vengono eseguiti quasi 20.000 interventi all'anno. Per Belluno invece si sta pensando a un robot di dimensioni diverse, adatto alla struttura in cui dovrà essere inserito.